La crisi del latte tra disinformazione, mode e concorrenza dei produttori esteri ha innescato in Italia un calo dei consumi sia per l'alimento primario che per i suoi prodotti derivati. Il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, in collaborazione con Regioni ed Unioncamere, ha avviato una campagna Latte nelle scuole per educare i piccoli all'assunzione della bevanda bianca. Un progetto che in Veneto ha coinvolto 400 bambini, reso possibile grazie alla collaborazione della Regione Veneto con la Camera di Commercio Delta Lagunare. È un'iniziativa nazionale, si svolge su quasi tutte quante le province e serve appunto a rilanciare il consumo del latte, ma anche riscoprire le qualità del latte, perché c'è stato un calo notevole, ma questo anche a livello europeo, dei consumi, a fronte dell'entrata di tutta quanta una serie di prodotti che sono prodotti, chiamiamoli alternativi, ma che da un punto di vista organolettico, anche delle qualità nutrizionali, non hanno niente a che vedere con il latte. È una nutrizione che dopo lo svezzamento deve continuare con il latte, che sia vaccino piuttosto che di capra, piuttosto che quello ovino, di tante specie animali che abbiamo la possibilità e anche l'onore di poter allevare nella nostra zona, ma rispettando dei disciplinari ben specifici che danno al consumatore la garanzia di un prodotto di altissima qualità che tutto il mondo, come anche per i derivati nell'Italian Sounding, cerca di copiarci, non riuscendoci. L'iniziativa prevede la distribuzione di latte e formaggi ai bambini, momenti di formazione con nutrizionisti aperti anche ai genitori e sabato 26 maggio in piazza a Vicenza e Treviso una giornata per conoscere il latte e i formaggi con tanto di degustazione. Il latte è ricco di aminoacidi essenziali, ma anche di peptidi bioattivi, di particolari acidi grassi che sono chiamati CLA, che ci possono aiutare in tutte le fasi della nostra vita. Quindi il latte va consigliato non solo ai bambini, ma a tutte le età. Non eliminiamo i prodotti lattiero-caseari, e in particolare il latte, soltanto per presunte quantità. Laddove effettivamente ci fosse un'intolleranza possiamo consumare yogurt, prodotti quindi senza lattosio, o ancora dei formaggi stagionati, perché proprio per effetto della fermentazione si ha questa scissione appunto del lattosio, che viene appunto utilizzato metabolicamente dai batteri presenti, e quindi di conseguenza non c'è più il lattosio in questo tipo di prodotti. La cosa che più dà all'occhio in questo momento è che effettivamente gli altri nostri competitor europei stanno prendendo più soldi dei nostri allevatori. Però il latte ce lo portano qua a prezzi ridicoli, perché per loro è latte in più. In quel frangente di vendita che loro hanno possono permettersi il lusso di creare un mercato parallelo per tentare di far chiudere le nostre produzioni. Sappiamo benissimo che all'Europa danno fastidio le nostre DOP, la nostra qualità e le nostre produzioni. Stanno tentando di farlo in tutte le maniere. Noi l'allarme l'abbiamo lanciato ancora da tempo, le cooperative sono sempre al nostro fianco, basta che i trasformatori si rendano conto che adesso è il nostro turno, ma poi verrà il turno anche di loro. Suona la campanella della ricreazione e a tutti i bambini viene offerto un bicchiere di latte, pochi quelli che stortano il naso, ma alla fine lo mandano giù. La scuola, oltre a dare offerta del percorso di istruzione, tende sempre più ad inserire all'interno dei propri percorsi anche messaggi e iniziative dirette al recupero delle buone abitudini, di una vita sana, in modo che la famiglia e la scuola facciano parte di un unicum che aiuta il bambino a crescere in maniera protetta. La cosa particolare appunto di questo progetto è la possibilità dell'assaggio, no? Quindi la riscoperta di un assaggio in comune di un alimento buono. Mi piace molto il latte, è molto buono, ha un gusto antico come il vecchio latte buono proprio. Viene proprio inviato del latte specifico senza lattosio e quindi anche i bambini che hanno queste intolleranze sono protetti appunto e possono fruire dell'iniziativa.